Vera Squadrito, la mamma di Giordana, oggi salirà sulla carrozza del Senato, un'importante attestazione e riconoscimento voluta dal Presidente del Consiglio Comunale insieme a altre donne, quindi Sant'Agata, vergine, martire, anche lei è diventata negli anni simbolo di femminicidio, è un segnale molto forte, vero? Sicuramente, oggi porto tutte le mamme ergastolane del dolore come me e tutte le nostre ragazze che non ci sono più. È un modo per dare voce a chi non lo può più fare, ma soprattutto alle donne che sono in vita e la violenza è sommersa, che la libertà è quello che Sant'Agata ci ha insegnato e che noi dobbiamo imparare a fare. Vera, in questi anni, dopo la tragedia che ti ha colpito, tu insieme ad altre donne hai girato le scuole, hai incontrato i bambini e soprattutto le bambine. Allora, siccome questa festa di Sant'Agata è un megafono enorme che arriva anche alle famiglie, arriva anche ai bambini, cosa bisogna dire alle bambine per non essere vittime come è stata la tua Giordana? Amarsi. Io credo che l'autostima sia l'unica arma che abbiamo per combattere la violenza, soprattutto quella di coppia, no? Dove il maschio vuole predominare. Amarsi, l'autostima sono l'arma